l'acqua io solo, fravaca, con una cucciara a mano, per l'aria con pananna, da fuori al quinto piano. Non per mi si fa, un movimento storto, e fa nuovo e lancia prima che arriva è morta. Non strilla e pone a correre, gente di fravacatura. Ricciate ancora, è ruppolo, stai una creatura. La Isa ne sopportano con una carretta a mano. Si muove ancora all'anno da fuori al quinto piano. E passa sto sperpetuo. C'è uno corre appresso. È nato in coppa nanna da canta e fatica stesso. In terra una palla cavaci con moglie a macchia e sangue. E schizza se scerene che scarpe sporche e fango. Quando l'ospedale arriva una folla è trattenuta. E chi sa la disgrazia racconta come è giunto. E attorno tutto il popolo, Maronna avete visto? Lo quinto piano è virgine, e come Gesù Cristo. E poi compare pallido, quello che l'ha accompagnata, e prima che non spiano, fa segno che è ispirato. Con freddo in dall'anima ma folla si allontana, e l'uomo già si appiccia, una via si fa stramana. Quando è la sera poi manibile, morto, poveri figli, mentre mangiano a tavola ci dicono in famiglia. E mamma e figli abbracciano. Uno sposo abbraccia la sposa. E una moglie trepida aspetta e non riposa. Si appena una coppa all'astica, sento l'orologio. È 9. Si dice un rosario e aspetta e non si muove. L'acqua purtroppo vollere si è strutta in Tatiana. O fuoco è fatta cenere. Si sente una campana. E piccirelle chiagnano perché mi hanno mangiato. Mamma, mettiamo a tavola. E se non viene papà. A porta. Tuzzulena, Fossissa e Barrabì. Chi siete? O capo d'opera. L'uopo abita qui. Signor sì, cocco disgrazia. I vecchi tanta gente. Calmatevi. Vestitevi. Maronna. E cose niente. È sciuliata all'anno del primo piano. Udì, e sto ospedale. È logico. Pascalino mio. E due creature sbarrano l'occhio senza capire. La mamma disperando se non lampa a se vestire. E giura ride, scendono per grare che ci ride. Onnara che, marito, ma che stai ballerina, è sciuliata all'anno. Sì, lo secondo piano. E via facendo, stanno da casaglia, chiano, chiano. Decido. Spiegatemi. Coraggio. È morto. È morto. Lo quinto piano, all'anno, te lo permisi storto. Poschiante e senza chiagnere, si abbatte e perde essenza. È Dio che fa una pausa a tutte le sofferenze. E quando a casa la portano, trovano il piccirello terra addormuto. E luce non faccia, due lagrimini. Hai già mancato qualcosa? Tutto a posto? Tutto? Sì, sì. No, perché c'è stava attaccando, no? Secondo me devi ripetere meglio. No, allora, si attacca. Ma porto io, sbazzenna. Sì, sì. Allora, che è successo? Sei sciuato? Beh, no? Sei schiuato. Io oggi dovrei dire chi fui e chi sono, senza una virgola in più né in meno, e per poter finalmente su questo argomento portare la parola definitiva. Ma che sta? 10 minuti. 10 minuti. La fantasia popolare, specie nel mio paese, ha creato intorno alla mia origine addirittura castelli e tragedie. Chi dice che io sia stato veramente uno scugnizzo e perciò ho potuto poi riprodurlo alla perfezione, perché lo avevo nel sangue. Chi dice che io ho cantato veramente sui pianini per le strade e chi dice che io ho dormito addirittura per terra. No, non sono stato mai un vagabondo. Ma per resto,
chi so senti. Ti voglio bene. Voglio qualcuno mi sta chiaramente, lo posso su. Castandellè. Pigliai sillabari, Raffaele mio fa tu, e mi mettette a correre con A, E, I, O, U. La mia vita è stata una vita di pazienza e di fede soprattutto. Essa non mi abbandonò mai nei più terribili momenti di lotta. Sapevo che per forza di questa fede avrei raggiunto la mia meta. Ed il tempo mi ha dato ragione. La fede, la stessa che mi ha fatto guardare la vita e replicarla. Carilla, casa scarrupata, sporcate, stonacate tutte le mura, fuori le botteghe, bollene, pignate, passano e voce, tutte le pellicole. E innanzi al bancariello, Master Rico batte una mezza sola palla lunga. E mentre la parte a stella con il martello si mette in terriccio vuol cantare. La fica l'ora, la puzza, il Master Rico, potete immaginare che resto qui. Una finestra, tre camicie spase della signora Clotilde, 3 mappine, prima metti in mostra, poi si trasa, e lava, e taglia e passa per i bambini. Per non si vede sempre una pallina, una puzzolera in da monnezza, una vecchia sciacqua di panna da natina e un succio passare senza la capezza. La fica l'ora, la puzza, e Master Rico, immaginate voi che resto qui. Master Rico tiene una moglie che la chiamano una soldata, una soldata, anche se scende, va a chiacchierare con tutto vicinato. Dopo un po', una 10 di 3. Scapazza che paposcia la campanella, gli stemma tutte le sante, fuma la pipa e una delle sante non può. Pensando a sta moglie di Master Rico, potete immaginare che resto qui. Questo è Master Rico. Ho sempre guardato i tipi, i personaggi, parto da loro. Quando tu sta? Iris, quando tu sta? Papà senti. Noi siamo conoscenti di famiglia. Io voglio bene a te, tu vai per la te. Ho detto al padre, se tu mi dai tua figlia è un grandissimo angolo. E che se tu scendi al basso della cortiglia conoscerai non fulmino gli occhi e. Periti poi comando la quadriglia perché procedo con Calabrò. Nel caso in cui nel quale dico e ripeto, nel caso in cui nel quale viene a questo matrimonio, e beh io mantengo che dico prendono. E senza la più piccola minaccia poi vi sputerrei con l'occhio alla volta ci ha sfregiata. Aiutami, ma. Quanto manca? 5 minuti. Mi fisso l'ambiente, scelgo i personaggi più comuni a questo ambiente e li faccio vivere come in questo ambiente vivono. Li faccio parlare come li ho sentiti parlare. Man mano che le figure acquistano corpo e la macchietta diventa tipo, porto la mia fantasia per la via più logica da seguire, a seconda dei loro caratteri e dell'atmosfera creata. Le figure, che man mano balzano vive dall'insieme del quadro, pigliano forma di veri caratteri. Le porto decisamente in avanti, in primo piano, e le distacco dalle figure minori che mi servono poi unicamente per dare sfondo e colore. Tra questi personaggi già definiti in pochi tocchi, io vi creo la favola. Padrona di casa, quella mesana sta col spettoso, e dai che da sacco, Da questo momento il lavoro comincia ad elaborarsi nella mia mente e portandolo avanti cerco di far camminare di pari passo lo scrittore e l'uomo di teatro. E spesso l'attore non è estraneo alla passeggiata, poiché viene a portare la sua acquisita esperienza nel procedimento di essa. In altre parole, un lavoro che vuole essere anche e soprattutto un brano di vita,
specie per un teatro dialettale, non può rimanere imprigionato nelle vecchie impalcature di teatro tipo. Nel mio teatro vince unicamente la vita, e il fatto di una vita non è narrato mai per filo e per segno, ma è colto da un occhio attento in mezzo a mille cose che gli intorno. Cose una buffa, una lieve, una triste, ma sempre estranea al fatto. Iris. Iris, dai. Allora, Non vi abbiamo visto nemmeno, sa, perché questi del comitato si sono mandato con un mano, e non posso studiare a fare avanti con quel sbagliato, perché i signori saranno andati, i signori saranno arrabbiati, i signori saranno mangiati, non fanno Per me la bellezza di un'opera riside nei particolari minori, nella fedeltà del quadro, nella gradazione dei toni, nell'amalgama dei passaggi, nel sapore della parlata, nell'umanità degli avvenimenti e come questi si snodono. Le creature vive e non letterarie, l'azione è fluida e non orticale. Quando non si ha più che dire bisogna avere il coraggio di smettere. Quando è finita, altrimenti si perde il contatto col pubblico. È questo il mio metodo, e così con queste vedute ho scritto in meno di 10 anni circa 50 lavori, di 1, di 2, di 3 atti. Ho scritto il mio teatro. Non metto niente di più e forse niente di meno è necessario. Mi piace il quadro disegnato con poche pennellate, ma precise e fluide come la nostra lingua parlata, senza che il verso risenta del tormento. Più è umana la chiacchiera, più la poesia è perfetta. Sono, direi, così, un poeta pittore, perché mi piace sempre di fare la poesia colorita, a pennellate vivide, come chi, descrivendo, colorisce. Chi è di scena? dei ciechi, signori, la musica. Signori, la musica. La musica dei ciechi, signori, la musica. La musica, signori, la musica. La musica dei ciechi, signori, la musica. Non tengo espi. Donna Nunzia, saluta. Saluta a voi, donna Alfo. La
musica dei ciechi. Ok, sono giurato, non mi avevano visto. E che perché sti mani mi sa? Avevo che sei stato qua. Ma pare, per raccogliere i soldi e per la compagnia di casa loro quando hanno fornuto le suonate. Ostrica non lo so. La musica, signori, la musica. Annicchia. Ma tutte e tre scate. Tutta. 3 persone conosce su. Oh mia. E come vede che i cucurieri si viene a rubare? Ma io non tenevo a rubare. No, e che ne sa che la povera gente si pui quando raccogliete i soldi per mandare in casa. Ostrica. Voglio, falla pa maronna, famma fa. Antonita, La musica, signori, la musica. Quando i soldi. vi posso proculiare. Anche che non mi tocca E la c'è che noi. E che lui non tiene ad avere per 3 persone. E ce la marra pure. Io faccio conoscere da vaiassa a presa a chi la chitarra. Tu. Ehi, Davide, hai visto aspettare una voce con una puntana di E scappa? che se n'è messo in capo. Ma ha avuto un chiede, Non è passata nessuna. ma ha avuto mezza lì. È venuta la cara stirare la gente, è venuta. Dacci solo controllo di noi o no? Ehi, a così fai canne pure. E il mondo venga preso a presa. Ma io vorrei che non dica. Annafo che è stato. Non lo si, sto scucciando tutto io. E io l'ho strigato. Lo stricare, dice che io va a roba. Dove No, io ricordo. Oh, non dita. Sape che voi per la fastidio e si diverte a spiculare. Anna essere 18 sordi. Eh. La ci conta via uno a uno. Tutto chi la caccia l'hanno rato. E chi ste covere sa piglia? Voi più facete questo e chi le più sa piglia. E ti manda che andiamo a posto, eh? E non venga preso. Tu non ci dire. Voglio a fatica. La musica, signori, la musica. Mi si scida? L'hai fatto mattina? Proprio. Vedi? E tu me ne mandi a pensare. Ma e chi l'ha fatto? Non dice innamoramente, son da onesta. Non ci stanno forse a prendere a sta vesta. Mi mantengo in cappa mia, innamorata e rassussia, che privando malattia. Sta tesoro per sapere lieve in mano con la mia. Non mi viene il pugno e fuori, quando è dopo male a noi. Penso cane in camicetta, perché a veste dove stretta. Più cammino e chiudo scasso, tu che l'ana mi rangasso. Ma fra tanta che ha per viso, ma truochi che la fava scuola e per sapere lieve in mano vietta. Ma quanta confidenza! De capere non mercato son famasta e nessuno rindo stritto manca tasta. Fa non tieni più saluto, tu ti vengo a casa aiuto, nata rete che t'aiuto. Ti si scionga e per sapere lieve mano rete a me. Parliamo fino di mano, ma non mi ho pazzia che mano. Così non ti fai più sicca, fai sta faccia camionica, poi ti viento per le ossa. Vengo per rinda fossa. E muscolo, ma si è Ma passata che non fai niente. Uè! Io taci del questa pelle e mano sotto a me. Sì, lasciati con innamorata mia. Fardinà, E chi è l'acquaiuolo? Fardinà. L'acquaiuolo. Sto qua. Io mettimmo a bevere. Ma perché venimmo a solo sempre a Santa Lucia? Stai fresca. Laura non hai uno per bevere nada per sciacqua. E pare ringraziano che la Santa Lucia ci guardavi ste luce. Tanto manca niente facile. Io lo sarò già durante andare. Almeno chi lo fermavano poche gente. Come no? Annafo. 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 Oh, che buono, sto qua. No, dico, ma voi una volta non andavate per società? Una volta. E beh, perché facete una cosa del vostro repertorio, sempre se fermare la qualcuno. Ah, sto fuori esercizio. È un repertorio vecchio. Che faccia la rasata? Bravo, facci dare. Facete la cosa, che è bella, almeno se fermare la qualcuno e qualcosa a chiappare. io lo dico nel vostro interesse, E ricordiamoci di Dio Batica, va. Rendaci.
che sono nata, non si gusta assai, non lascia versa mai, ma trovo lo perché mi è sempre piaciuto di stare in allegria, io una malinconia non faccio che roba sa. Si è grossa che sto qua, ma venne una volta più la Che è business? No, E beh, facete la seconda parte, no? e la sto facendo. Ieri si una chiagna, si è stufa disparata, si minaccia magnata, e a rire come che, ma pare carrenna, ogni tormenta passa, che ogni giù s'ingrassa, e così voglia fa. Luizio grossa che sto qua, ma dai una mazza che la va. All'affo, Che sei visto nessuno? no, E beh, facete la terza parte, facciamo no? la quarta. E mi mollate che chiamano la quarta. Ma faceteci fa! Noi stiamo a capo c'è a buscoppa. Ma perché la vita fa sfruttare chi? Ma quello non ci sfrutta! Noi siamo pagati! Abbiamo tanto fisso. Siamo tanto fissi tutto quanto. Lui per noi è come un impresario, Siamo scritturati! stipendiata. E quando verrà? Vabbè, ma secondo te l'abilità, no? I pigli 3 lire al giorno, o professore qua presente 2,50. Tu prendi più di me perché dici che sei più bravo di me. Eh sì, non era meglio, non pigliavo mezza lira e più, hai capito? E beh, se un mandolino non fosse vecchio, te lo scassassi a gamba. E Pilano! E si preparo io con lo stesso qua. Ma vedi se non devi sempre trascendere. I figli tuoi sei a te perché il suo strumento mi è più grosso. O mandolino figlio 2 lire e me. Io professore con la chitarra, senza offese per lui, 1,50. Perché io non sento. Avrà ragione con la bazza di la musica, se ogni norma avrà 3,25. E beh, per 10 lire e mezzo. E non vi compone se vuoi fare per conto voi. Ah, chi? Un conto nuovo. E chi c'è raccoglie i soldi? Chi c'ha accompagna? Ostrica, ci va uno che vede. Ostrica, ci va uno che sta con 2 occhi aperti. Don Alfonso, ne dai non lo so. Ostrica, ci va uno che piglia la gente per piedi, capito? Ah, sì, no, sai che succede? Che lui suona, ma la gente passa nel sette. Ostrica, noi non abbiamo messo 3 o 4 per farle esigere per conto nostro. Ma chi lo sai che faceva? Chi le esigevano per conto loro. E noi che avevamo non vedevamo niente. Ah, così, metti quel po' che è sicuro, almeno stiamo tranquilli che quando è scuro notte. E come me ne accorgete che è scuro notte? Lo stomaco. Quando la panza si fa sentire fuori che è scuro di notte. A me chi sta 24 ore non so di più. E se un brasario si fa una posizione con la buona. Beh, come fa? Nella terra dei ciechi, viate chi tenne occhio. A parlare con si dice che c'ha il Ma che telefono, non è dato fammi piacere, telefono. Quello è un volcano spercuratore. Ma ti pare che quello se non trovavi il tornaconto suo pagava a noi. Ma che pava, ma che pava? Lo stricare non è che usava proprio più. A stricare! Quello si chiama cargola. Tu ti credi, a stricare! Basta dirti che si affittai a moglie per 300 lire al mese. State zitti che Don Alfonso può sentire.
nostri casi, viene donna Alfonso, me ne dai una voce, capito? 300 lire al mese e facevano vita unita, essa la moglie e l'amica la moglie. Ma ti dicono che corno tiene kill e che carogna è fatente e chi non va. Cucchillaia! Oh, Ce l'hai te faccio. E che? E che stai dicendo? A che stai dicendo? Non mi ricordo. Voi che non ricordo. Che facevano vita uniti, che stava a moglie 300 lire al mese. Oh. No, io parlo del maestro Panariello. Ah. Maggiore. Che bella acqua! Acqua io la viva vera! Chi stava vicino a me, ha sentito tutte cose. La cerita stata zitto, non parla. Vieni! Sai ne vuoi che malora? La Sam sta che non è giornata. Oh, strigherò fusar! Belli dattara! E te ne vedi che si fa vedere? E poi io non annunziare! Vieni, voglio, l'affare è sempre. Gesù che cada crisi mi risorto ma l'agenda persona riguardevole non ne pavamenta ti siente e nel sigillo passate una giorno che due bianchi e nulla chi l'hanno perso scuola tieni dell'ina in piedi che buona cuccia vanno proprio le cuccette e se tu per mangiare quando ti viene l'uomo che passa in buona e si fa pavà questa professione non si può esercitare l'uomo ci stessa bene non rispetta non si ha mi si mi ha fatto effetto mi si piace già come di camminare così quanto è bello guardate donna Fanuna che è bella perché non si può dire che è bella, ma è bella. È bello, non è bello. Ah, non è bella, ma mi piace. Ecco. E chi state parlando? Lo spasimando su Totoro uomo. Poi, Lo stavo da buono che a busca. la mamma mia adesso un malandrino vero. Non l'ho appazzicato che stutozzo. Io mi facevo, va casciare una legna per cento cantare, mi mettevo con un fiammi. Io, va casciare le russe, perché piccerilla Da cosa per voi? non mi fanno mosso. Quando me lo vuoi capito fatto? E meno male che ti è venuta bene. E chi se ne è nato? Perché poteva venirmi peggio. E come no? Ma va pare mai normale che donna annunziata, una donna così seria, se poteva buttare d'oro un bagliaccio simile. Chi non sei sempre attorno? Dove può? Maestro, non lo sapete? Davanti alle donne annunziate, sono tutte gente di carriera. O prima innamorato, lo chiamavano cane preso. Si appiccicava senza. Ammorzo! Ammoro, Carmine. E mo sta carcerà. Perché rindare a piccio che si mangiaia 3 orecchie, 2 nasi, 4 reti e nulla. E chi stai un cannibale? Non lo sapete, sono certo, Don Gennari. Non mi catena co, fegato e cervello. E mancano un crocchio. L'ha pigliato per un fritto misto. Si s'affaccia. Che bella acqua! Signore, la musica delle scelte, signore, la musica. L'acquaiale chi lo vera! Rimane mattina, sai in coppa, vieni a Brescia. Gigniamo a mummere, che sto cassetata, facciamo mai lunata. Ferdinand! Moglie tre. E eravate staccati, guarda qua. E come guarda? Ah, Che dici? e la citazione lo padrone di casa. Ci ha fatto la citazione. E perché? E perché avanti 3 mesi. Ma non capisci sempre. Ma io la tu mesi dei tetti e 15 lire. No. Che le mi serventano? Io stavo senza mutante. Lo colpo di vento senza la veste che briga. Ma io la tu mesi pure dei tetti e 15 lire.
Io sono una mascata porta a Che trassare. lì 15 lire. Pure da servente. Ti stai pagando? A venere del 1000. I che mi ci cai a mi sposare con te? Chi ti sciagato? Tu eri già sciagato. E se ci viene nuovo passato, tu vuoi, E si sentita essa, che amore stranda con me. E essa va che a bello. A cogliuno l'acqua e fredda. E mancare! Ferdinando, che? è venuto tua moglie? Signore. E che? Guaia, ogni volta che la moglie mi porta la pastella. Che ne sta vestendo? È una piccola peste. Una piccola peste. Moglie. Puglierte, che fu? Io so perché moglie, mi non c'è mai visto. A sentire essa dice che è una bella femmina. Che sta morendo, Che mi prepara? È una pelle per me zoppa. Tanto. Ma come le Chiacci. a tua moglie? Stava andando sotto a un tram. Io stavo andando sotto a un Che ci stava andando? Tu ci stavi andando, mi Ah, dai. sentite, mia certa folla che si faceva attorno a me. E a siete del Ma magno. voglio aspettare. E muore su. E se tutti mi combatteva, capito? Muore, la cicata, o la su. A così mai sai a terra. Ma portai a un caffè, se mi metti pure un bicchiere d'acqua. O facendo un sacrificio? È un bicchierino d'anni, Non stiamo dicendo, E quanto? è un bicchierino d'anno, perché mi sa paura, capito? Oh, camminando, strada facente, io le contai i guai miei, esse mi contai i guai suoi, a un erme i guai miei e i guai suoi. E ci guaiano tutte? Ci guaiano tutte. Don Affo, Servo vostro, non ho detto. ha già dici pazienza, ha già dici Renato. Sei visto nessuno? Fino ancora, non siamo. Ah, ecco l'aspetto. E poi vedete si s'affaccia? A coglione chi voleva! Essa era rimasta vedova da 20 anni, capito? Allora pure io avevo bisogno di un po' di compagnia. Dopo un mese celebrammo le nozze. Ah, colpe fulmine. La verità, Tato. Facetemi pure la festiccione. Essa, che la veste è bloccata di cose, proprio da dire con il capello. Di che piacere, scata. Mi dai pure un maestro Panarino. Ah, buono, scartellato. Scartellato, Ci facetemi pure fotografie. Sì. E come volete? È chiuso. A me non si cari, un giorno, mamma accende questo si cari. Che bella acqua! Dopo sta scellerata, quando ero innamorata, stava affacciata già. Animata fresca, ma norma la cora, perché non c'è l'amore, che a notte va a scellerare. Chi la vederà? Braio della mare, mi fai mangiare un limone, maltratta sto ciacione, sono diva disprezzata. Nego bell'acqua fresca, perché sta capascia, a giù perduta mumbara. Che bella acqua! Neva bruciata che è fresca! Facciarisci, non affonso mi, e non vuoi che ci passa. Rinda a casa, uno, oggi la stanno poco su, la già spugliata, la già cuccata. Io pure spugliai e cuccò. Ecco, ma no, adi uno, se vuoi vandisi sull'alcol, invece di mettere in coppa da, che le stai a finestra aperta, che non ne mai abba. Purita. Quando chi la persa una cosa, come esce la mattina da casa? E invece che sta la faccia, che ma non si affaccia, per farmi mangiare. Arrivata fresca e fresca da mantello, me sangue ritto e vento, acqua zurfegno che chi la vederà. Mannaggioso l'austo, che cosa in fa che cava, si tu mi piglierava, da venga a raccontare. Nego bell'acqua fresca, e manca testa all'acqua, chissà che vada in ansia. Che bella acqua! Neva bruciata che è fresca. E accatto, ma che è? Pronto! E accatto, ma che è?
E voglio questa, e voglio quella, e voglio quella, e voglio questa. Ma ha spumato come un limone, ma ha spumato. Sta mangiando 24 litri, ma che 6 mesi? Sei. A coglione che io vedo. Fardinà, Ehi, fammi abbicciare pure a me. aspetta. Moglie. Moglie, dove stai? Mo, sto parlando in un momento con donna Forza. Ah. Tato, Che? un cigarro mi tocca fumare tu. Dove? Come ne senti che tu zucca? Ma che è tutto là? E taccami. Annaggia! Che? Mi ha dato un cigarro in mano, tocco contrario, mi hai fatto bruciare. Questo caro. Basta, basta, bro. Senza molla, che se ne rientra brutta, ma passa sì. E con mani in mani, la venga tuzzica. Meglio che me la faccio. Tu la stai. E per che non fai, mamma scadaglia. Ne che bella acqua fresca. E non mi posso strano. Fattene con i voli. Che bella acqua. E che è sta casa? La citazione del padrone di casa. E quando hai da papà? 3 mesi, 45 litri. E perché che sono venuta a dove sono a A fuoco? dove sei stato e piccio? E che ne sa, ce l'ho a fuoco. Facciamo una cosa. Dove presti 50 lire? Mette che a mezza lira io, ma poi... Cazzo, donna Forza, però mi raccomando, non faccio vedere nessuno. Ah, marito, A marito, ma non a fuoco. Allo strigato, che tu guarda sempre. ti aspetto palazzo o punto. Grazie, donna Forza, mi raccomando, non faccio vedere. Ferdinand! Ehi, moglie, tre. Ti paga che tu quando stasera, ho visto. E che ci fai a che stormiezza via? Tu ti fai una sposa? Guardate, questo caro vive la gente sposa. E noi quando sposammo? Quando finisce il caro vivere? E allora non sposammo più. E non sposammo più. E non mi pare manco anticipo. Dai. Anticipo. Dammi una giarra con il limone che tengo sete me la gente. E quello perché sta fa per me? Per essere pescato cacciare a quel limone. Professore! Ehi, che? Ma che la casa ne aiuterà a migliorare a voi? Ho sbrigato. Ma dici una cosa. Come ti pare? Non c'è male. Tato! Che? Moglie, ma non c'è male. Ma chi te l'hai? Ho sbrigato. Brozzote. Bello. Gli amore dice una sciocchezza. Ma tu vuoi bene all'acqua E aiuto? tu bene a pizzatella dopo. Ma che fa? Che la maga per non sta a posto, mi sono scordato pure un passabrode. Ma sai che mi sto preparando tutto corretto. Fammi presto che tengo una voglia di sposare. Io già tengo pronto tu riesci a fazzoletto. Succede che sei a posto. Vita mia, quando si geniale. Ciao! Viva, brozzote, viva, gli animali esce fuori. Che bella acqua. Ehi. Ora vedo l'uocio. È una parola. Ma perché? Venite in un momento che... Allora, c'è un bagno mio. Come on. La moglie vostra ha parlato tanto tempo con un impresario questo. Beh, E oggi sono tutti.
Cais, lai, viene sotto palazzo Rimbetto. E mo là stanno tutte e due. Veramente. E venite là. A com'è bene? Oh, sì, accompagna, ma fammi sapere quello che dicono. E chi quando vi ne va avvicinando, tu cagna di discorso. Ah, già. Già. Voi venite che mi stava aspettando. Astricato, non ti preoccupare, eh? Non ti preoccupare, me l'hai detto, buon becchi. Non dicere niente ai compagni, però. Oh, sì, sfruttato per 3 soldi. E farlo pure il corno, mo è troppo. Stai d'accordo. Mannaggia, vita mia, mannaggia. Ostrigano fusaro. Annolicchia. Annunzio! Poi che ti manca? Ma volete fare mo' una dopo capo? E poi poi a mamma faccio Maximo levo pensiero. Uè, ma senza arrecama, una cosa che pago. Sciaffone! Chi? E che mo fa il rosto la batteria? Che faremo pure? Schifoso. Ma con chi là? Che dite? Con chi là? Come c'è? Ma fai corno? Che corno? E con chi? Con Don Alfonso. Con Gesù con Don Alfonso. Con Don Alfonso. Ma la ricca vostri cani stanno parlando tutti e due sotto palazzeri in betto. Con Don Alfonso. Ma lo fate andare con Maizzo, via zia Carogna. Annunzio oggi vi sta Don Gennarino. Vabbè, e a dove? O punto non dico. Ma prima devo salutare. Ah, sei trasu. Chi le saria l'uomo per Mi stai tirando i capelli in gara. E chi le sa? E un cane è preso, sta ancora carcerato. Che ne so, ci dice che da scendere a sti ore. E come va regolato chi le mozzo? Ordina. Buono. Lo mettiamo su a ruota. Ordina. Ma tu devi assicurare questo fatto, ma senza una prova, come va? Senza una prova, e che significa senza una prova? Perché qua non potevano parlare. Ma salutare significa che si tratta di una cosa illecita. E sto facendo sotto la pazza. E sai che io va a pigliare pane, ma che torno per così la pigliare. E tu che hai fatto con l'acquaiuola? Ci avessi una sposata, ma io sto guardando poco. Io non mi abbosco niente. Se non facciamo a me le sordi poliette. Ma quali è bello, ti piace? E che ti gioia, così ci prende l'una le devi. Allora, senti, ordinare. E mi chiamo Puppa. Non ancora, Ferdinand, non ci vedo ancora. Schifosa. Schifosa. Che dite? Schifosa. Ad avo. E mi fai sotto all'occhio, me. Ma chi? Dici che l'hai giocato. Non bene. Perché si chiude sotto palazzo a parlare con Don Alfonso? Ugo da pozza, Nacci! Tassa. L'aggia dite la situazione che abbiamo avuto, la citazione del padrone e casa. E Donna Alfonso, tanto buono, ma era dei soldi per papà o padrone e casa. Però questi verranno qua in mezzo a me. E siccome ci stava lo stricale che mi metteva il cuore, a così si è venuto sotto palazzo. Tu per 50 lire ti fai portare sotto palazzo. E per la ragione che ti ho detto. Traviata. Si può. Traviata. Si può.
Ehi, ma che state facendo? La traviò! Oh, tu vuoi che la traviò? Ma quando mai? Lancio con mia moglie! No, ma che sta succedendo? Donna Annunziata! Alzateci pazienza, scusate i ciocci! La traviò! E siamo musicatori, oh bene! E sta merda la scrivete per mamma, te Oh, ma sono da scrivere! Sono! Ma non si va pure si chiede una cosa. Chi ne ha qualcuno che voleva cercare un po' di scendere? No. E dai come volevi scusare? Hanno un bicchiere d'acqua avanti. Ma io, Che è? una certa persona voleva essere prestata a me di scendere. E chi? No, non si può dire. Quello è segreto professionale. E sai come volevi scusare? Come? Hanno un bicchiere d'acqua avanti. E chi è l'acqua io? E chi te l'hai? E voi avete un bicchiere d'acqua a mattina? Ne varretiano, adesso vamo a scudare mia ma c'è lo stomaco grappo, va. Ma chi la ciò sta così furioso? L'amico tuo sono chi? Chi dà ritmo che stai parlando con moglie di sotto palazzo e ripeto? Chi teneva l'uoc? Chi teneva l'uoc? Lo strigare! Ah, ma che ho strigare? Ma che è stato? Niente, non annunzia. Ho strigare. Non annunciava di raccattare 4 ferrettini invisibili. Ma quale ferrettini, tanto manca sapere. È bella, una bella patrizia. Ma sì! Tamo! E capito? Tamo! Vattene! È finita, capito? È finita! E pure per voi è finita! Trovatemi un altro contrabbassista perché io non faccio più parte della vostra orchestrina! E stanotte non me ne dite! E dov'è che non te lo dico? Passione! Sbagliami sul comando umano! E che poi da non so da che parte? Ma stavolta non trova me che ti salvo, stavolta tu muori! È meglio che moro, che campa disonoratamente! E no, me! Pensa su un uomo! Già, è così io suono da una parte e si tenta di suonare Tu dall'altra! sei pazzo, sei pazzo! Pazza presa! sei pazzo! Pazza presa! Quando è bella vista il luogo! Pissato, E tu sai che quando ci ruba la vista il luogo è frenuto! Dici che l'hai giocato, non bene! E invece no! T'hai visto! Sei pazzo! T'hai visto! Come ha combinato che sta a me? Ma che sta succedendo? Beh, mi nasce una cosa a faccia a tutte e due. È meglio che me ne va, o se no è da male. O strigherò fusare, cannolicchia. Allora perché me l'hai detto, eh? Ma? Poi mi sfruguli a me? No! Ma mi sfruguli a me! magari l'ho detto in buona fede, poi vai a pigliare. Ah sì? Non dirà, la moglie non soffre, sto male. E chi lo sa? E non ci visto mai niente. Non annunciai, ma ne va. Però rimane a mattina, ma raccomando, vieni qui a presto. Vieni un momento che la già riesco a cosa. Ma tu te ne vai a tornare a casa? Io solito girare tutti i giorni. Un caffè in petto, si ovvia, farai una voce. Ma chi a Don Gennarino? Allora chi va? Silenzio assoluto. Oh no, Nanni. Mi dispiace per voi. Ecco, posso fare una fa. È una croce che mi ha già abbracciato. Ecco, pigliata per una volta, 50 litri. E come facite con padrone qua? Ecco, ne sai, sono benissimo. Ho la da passare questo momento. Io so che le sono impressioni. Adesso stiamo in due spurte perché mi hanno gatto facendo... E chi mi dice, schifo, a chi ti stai passando in due spurte? Sentite? Tato! Che? Tato! Mucchiere mi torna al fondo, stanno ancora qua! Tato! Invece, non se ne sono aiuti, capito? Ma chi è essa? Eppure si stanno ancora qua! Già perché chi lo sentiva? Io facevo... Si stanno passando! Gesù, ne sai? Allora, ce ne ha? Tato! Io non faccio più parte della vostra orchestrina! L'altra volta mo! L'altra volta mo! Ho una boiata di mia, tanto
porti a casa piano No, da volta a casa, da già detto che non me lo dico. E come cammini tu sul come te lo dico? Ma perché prima aveva la disgrazia di conoscere a te, non fai su. E non stavi andando sotto a un Non tronco. tu vuoi a te che mi salvasti. Vuol dire che pure a me tu vuoi ragionare, ma buono che mi salvare. Iată bene, perché se no mi ingamazzata la giocata. Ma non a me. Stai dopo. E dove porta una Ma che sta ci fa perdere la casa? Voglio, andiamo scemo. Ferdinando. Ramone. Abbandonato per il mio destino. A gelosia. E che brutta leva da malattia. Annunzio. Uè, porta novità. Come mi avete detto quando fosse venuto caffè. Eccoci è venuto. Solo. Con chi stai? Sempre solo, Annunzio. Stava aspettando a qualcuno. Sì, signor. E chi è sta disgraziata Non può sciacquetta? pure essere ricere, ma... Vuoi parlo? Che non mi fai specie niente! Stavo aspettando a voi. Va. Sì, buona giornata. Quando ancora ci si mette, quando è tanto guarda, questo cuore si sente una pugnuta che sarà, nata fatta, non sia mai, non mi voglio più stare, oggi l'ho mai fa massa, chi mi fa Passai d'un giornalino, della stretta quadriglie, che ammazza un poraccio, tutta c'è qui se perdo con macchie, tirai uno schiaffonato, senza nubo che, pensai, chi sto mi fa per me. Tengo bascia una bucata, pure scarpe di alava, ne sta andando a porca, tu mai tanto morta, come a lungo stare a fuoco, c'è permesso giornali, se ti ricerca una cosa in facciati. Ti sono un giornale, tutto della stretta quadriglie, che scarpe verde e brado, capucci per finire. State come fai male, città londino, che faccio a sorda così può. Lo dispenso qualche soldo, serve a plebe all'umiltà, Gennarina fu mi lord, ma se sape fa papà, a cultura forwasce, mentre io questo a guardare, wascimma parteva a pasticciare. E a fianco un Gennarino, della stretta quadriglie, mi sento una regina, gente guarda e guarda me, se non c'è mai qualcuno mondo passa che Gennaro se vuoi arriva a me, spacca sta faccia pure solo, a così è bella, quando non ma ti saprà ogni specie di soddisfazione. Verdina,
Io non si... Fatemi un occhio vasci, ma vero. E che faccio, Caiso? Ho giocato, sì. Ma c'è la carità, non può aprire. La musica l'ho giocata, sì. La musica. Facete la musica non può aprire, sì. Ho giocato. La vita mi va data. Don Raffaello contrabbassista, signore, sto qua. Facete la musica, a carità, non può aprire. Sì, la musica, ho giocato. Poi sono una canzone. Con contrabbassista. Stanno ancora in cosa. Facete la carità. Ma cantiamo, canzone. Dopo capi pusi la cantirus, a tosto cuore se ne chiude casa. Già stanno per quattro varas, e non barco ne vuole un appis. Dopo capi pusi la cantirus, e un canario canta la canzone. In da caiola strette appesa fuori, all'allera s'attacca a sto balcone, come ci sei attaccato di sto cuore. Signori, la musica è povera cielo, sì. Facete la carità, la musica è povera cielo. Facete la carità, signori. La musica, la seconda parte. Quando sola po' mondo se ne scese, a st'aria fresca si fa più a di luz, attorno da fatica angela rossa, con fasce d'arrivare di spalla a pis. Quando sola po' mondo se ne scese, stamma ci attiendo segno con vanuto, barcola aperta, c'è stando rofrato, Marziana sceso frate se ne asciutto, e appuntamento è sotto perculato, e io ne amo, ma ci dà la carità alla musica del povero cielo, la musica, lasciate. Quello che suona
Questa è la soggia, Nanni. Ferdinando. Ferdinando. Ferdinando, perché hai fatto questo? Hai perso il posto sicuro per sta benedetta gelosia. Ma tu che vuoi che mi guarda a me? Se tu mi sapessi, non saresti così gelosa. Ferdinando. Io sono brutta. Ci trattato malamente assai a Don Alfonso, E come no? Chi lo povero uomo aveva avuto compassione. E perché è che mi era dato 50 lire? E tu si è fatto venire un poco. a dove stanno suonando? Stanno soltanto del Vesuvio. Perdonami, moglie mia. I pontaggi visti. Uscicate, viene sempre così in altra maniera. Ma sai che ma hanno venuto a dire a noi che stanno suonando. Stanno soltanto del Vesuvio. E che dici? Ah? Ti ci accompagnato? Ma piglia rana da volta Don Alfonso. E come no? Don Alfonso è tanto bravo. E chiamia. T'accompagno. Accompagna. T'accompagno. Andiamoci. Non c'è sempre una cosa. La gente. La gente. E che fa? Stanno in caffè. E che stanno facendo? Ci stanno guardando. Via da loro. Io vedo tutto vergine davanti ai miei occhi, campi sterminati da mietere. È così che conosco e vivo nei miei personaggi. Entro in casa di coloro che conosco, cammino per le vie, pivicolo da me già battuti, rifaccio la gente a me nota, esaltando il buono, correggendo il cattivo, facendo sistematicamente opera di propaganda e di persuasione per la mia Napoli, che voglio far apparire com'è, in Italia e fuori, culla di sogni di incomparabile bellezza.
ringraziare lo facciamo un applauso al Teatro Don Bosco di Caserta. Ha fatto sì che in questo luogo rinascesse il cinema, rinascesse il teatro con questa stagione teatrale spettacolare, con la direzione artistica, e un grazie va a loro, a Lello Giaccio e a Giovanni Allocca. Siamo contentissimi di aver avuto l'opportunità di stare qui questa sera. Consentitemi gli ultimissimi ringraziamenti. Assistente alla regia Iris Colino, direttore di scena Giovanni Del Prete, regia audio e musica Daniele Barba, tecnici Filippo e Stefano, direttore di palcoscenico Salvatore Cembrola, vocal coach Dario Nazzaro e Emilia Rocca, disegno di copertina e chiavette francese, gli elementi di scena realizzati da MC Passione Legno. Consentitemi di ringraziare anche tutta l'altra parte, restante parte della compagnia teatrale. Ne siamo tantissimi, oggi ne avete visto soltanto una parte, la FSSL Compagnia di Teatro, ci sono le nostre pagine social ufficiali e se volete lasciateci qualche vostra recensione, qualche vostro commento, saremo felici di leggervi e di ripubblicarvi. Ringraziare, ci tengo tantissimo, ringraziare la Voce Fuori Campo che avete ascoltato, in qualche modo è stata una partecipazione, la Voce Fuori Campo, la partecipazione straordinaria in voce di Giovanni Allocca. Qui in sala? No, non è qui, giusto? Ah? Lo ringraziamo davvero tanto per averci concesso questa e data la possibilità di in qualche modo stare con noi in palcoscenico. Non mi resta che ringraziare altro, perdonatemi se dimentico qualcuno. No. Domenica Angelino, sì. Le musiche originali di Raffaele Viviani sono arrangiate ed eseguite da Domenico Angelino. Grazie a tutti quanti, grazie perché il teatro si fa insieme e grazie, il più grande grazie va a voi che siete stati